Buonasera a tutti, visti TV, te non guardate oggi, di Doiki di aprile 2020, Kimbe. Bene, a te scusare il ritardo, ma non partiate, non vi sarete, quindi non arriviamo a fotografia in redazione, che non mi sta problema, non girai su programma. E comunque, come vi siamo riusciti, vi manca solo la fotografia al Saida, che non ve l'hanno fatta anche arrivare a sa redazione, insomma, quindi poi vi rinunziamo e partiamo direttamente chi su Staravallo poi dire ite non narrata, insomma, ecco. Allora, oggi è di sabato, di 8 gradi, temperatura massima, 12 gradi, temperatura minima, e calcolato tutto da dire che in qualche gotio di aba verso la 2, la strese, e poi pura sassese de orta e die. Bene, crasa invece domenica, amos calcolato tutto da dire che ne pisanne, insomma, a beda tutto da dire, insomma, ecco questa è la situazione di crasa, che 9 gradi temperatura massima, 13 gradi temperatura minima. Amos un toccamento e dolo, oggi è puro, e purtroppo il gai, da est in Bezzanne, toccamento e dolo, a 93 anni, sinché è morto, bustiana turta, gattia contu, gatteggio, zio gatteggio, mamma di Pietro, Marino, Aurora, Francesca, Bastianino e Caterina. S'interro e storie d'oichi a Sal Battoro in Sacreia de Santo Giorgi. Condolenze alle pazienti, a sa famiglia tutto da parte dei Vizi TV. Addio. Stiamo stiamo. Andiamo da innanzi, schinate lo stoccamento, ecco ieri è stato, è stata la diretta, a posta presentazione del Medea Gas, che insomma hanno avuto su gas, su metano, a bizi, hanno chiarito che Polonzono, chi ha che si impianto, in modo tale da adattare a su metano, bata 1500 euro, oh, posa al domo di abitazione e 1800 dopo sa attività economica, insomma. Comunque considerato che questa puntusiva puro di andare a partire da diretto, cioè praticamente sul gas si sarebbe bel già, hanno fatto circolare poi una macchina particolare che io che due sparaurtisi particolare che serve può sbizzare si va per del gas in un bel appunto la racolata sarete. E, poi isso so come servizio Medea anche solo il servizio tipo come Senel, insomma sono responsabile della rete ma non fa che ne bulletta, cioè praticamente pro esercire si hacker dall'accio e vi pensanisco da questo, però poi per la gestione, la fornitura e la bollettazione tocca insomma di rivolgere a una di accettare insomma l'offerta di una delle corse da azienda da chi gestisce la rete del gas, elettrica, eccetera, eccetera, addirittura come il Vinastre, cosa che ha chiesto il telefono prima, la rete telefonica come anche pure rete gas e rete elettrica, quindi bisogna arrivare all'offerta, la telefonata, è chiaro che tocca, devi stare attento a non piccare fricatura. Dai come te l'hanno presentata, il servizio deve essere un servizio valido. Andiamo da innanzi e diamo il bando per la formazione della graduatoria per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ERP gestiti da area, cioè casa popolare, insomma, servizio territoriale amministrativo di numero, fondo sociale, annualità 2024. Allora, il servizio territoriale amministrativo di numero bandisce il presente concorso per la concessione di contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale numero 7 a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica annualità 2024 che trovandosi in condizioni di indigenza non possono sostenere l'onere di pagamento del canone d'uso.
di quello per il rimborso al servizio territoriale delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio e di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati dagli stessi enti, nonché degli oneri dipendenti da situazioni di morosità e di quelli condominiali. Situazioni che danno titolo al contributo. Possono presentare domanda all'assegnazione agli assegnatari che versino in situazione di effettivo disagio economico, in presenza di una delle seguenti condizioni individuate ai sensi della deliberazione della Giunta: nucleo familiare comprendente soggetti disabili o affetti da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico, nucleo familiare con canone anno di concessione che è incrementato delle spese dei servizi di autogestione e condominiali ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata dalla tabella A della legge regionale 7/2000. Nucleo familiare con canone anno di concessione che è incrementato delle spese dei servizi di autogestione condominiali e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per le morosità pregresse sia superiore all'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A, legge regionale 7/2000. E quindi si precisa ai fini che ha pubblicato tutto un bollo leghito da essa pagina di BCTV. Avviso pubblico per l'assegnazione del sostegno economico denominato indennità regionale fibromialgia per l'anno 2025 e quindi chi è este in questa condizione beste subando il vestito. Nama da innanzi beste la mezza birra evangelica organizzata dai Don Sottoni, 9 appuntamento, 3 in aprile e 6 in maio, Sozzillerisi, da 7 mesi a 6 mesi de saldiese indicata da isa su manifesteggio. Bene, cantiere lavoras, selezione del personale da assumere a tempo determinato in vista della figura scriccata tra esso del progetto regionale attivato dal suo comune dei vizi ed è impreare sos cantieri di attivazione NOA per toccare due operatori a sa motosserra e due prepostos a su mantenimento de su virde. Queste informazioni utili fanno a essere cliccate in oghe, cioè queste su link, su cantiere lavoro, selezione di personale, eccetera, eccetera. La beriti e bonnare tutto su hackere, o se no è nata a comune di Mannare. E te capita di Scolano di Gianluca e di Sergio, sul due al mastro del tuntunno, in zucca a romanzese te pilora, per collire 12 tipi di tuntunno che assapana e lo potere poi appusti studiare. Ecco, una binnichina di persone, lo era un partito, guidato adesso due al mastro, Gianluca e Sergio, può andare a collire tuntunno. A questo due all'opera, appunto, a romanzese a te pilora. Ecco, in cui collini su tuntunno, tutto, ammanato che lo collini, e poi, insomma, tutto impare, l'esaminano, ecco, lo studiano, e l'esatto bene rispiegato, qual è il buono, qual è il malo, e che tipo, appunto, de tuntunno este, e tutto la scorrere, che vi competini. Allora, perdito mazzo del crae, cioè zappato mazzo del crae, da che crae, a curta sa lavanderia, che l'ha perdito cramete a BCTV, cioè Battorotto, 78, che tu chi mando tanta batos, però mi raccomando, non mi pensate di questa cosa in Messenger, che è un problema per me in Messenger, cioè non si via quinto in Messenger, dai BCTV poi non adesso anche sì, cioè mi crea problema già che in Messenger poi in Bustiano che mi serve come base poi i tenovas, insomma, non vi pensate a scuola, mandatemi tutto quanto in WhatsApp. Come io non riesco di questo mazzo e su Matese che hanno perduto, o che non hanno una corsa a Piazza Nova o incomincio del suo corso. Ma questo che l'hanno tappata a Saine del suo corso. Quindi, boh, non riesco, però tocca che chi viene alla zapata su
su Massa che mi posta sul telefono suo, se no io come acco a arrivare, se poi qualcuno esiti come mere. Allora, andiamo da innanzi, io a Sabittese, giocata esattamente a casa, domenica, a Salvatore, stadio comunale Gian Maria Tilocca, Bottida, penultima trasferta del campionato, si va a Bottida. Si ringraziano gli sponsor, gara Circolo Fenalc, la sede dei mitici Fratelli Calvisi, Autocarrozzeria Pitalis, impresa edile e artigiana di Sebastiano Francesco Calvisi, Bisemusu, de Boanu praticamente. Ecco, noi che abbiamo salvato la fotografia del Said, ma oramai che l'abbiamo già colato questa base, come è scaricato in un pacco, che lo rispetta prima. Altro appuntamento del Said, io ponete in moto che noi abbiamo un giro in moto, in su moto giro, organizzato da Achimov, posso battere De Maio, poi mi deve arrivare qualche proposta pure un po' sannossata, appena schema arriva talu, ma non deve essere arrivato oggi, ma non è arrivato, come potrei scontrollare, se è arrivata la proposta di Bitine Bike che accanto pare che potremmo spendere pure a sannosata in brezzichetta, cioè non solo a calda, a pede, eccetera, vi aggiungo che è tornata la tradizione a Saida, cioè abbassiamo in brezzichetta, pronto da pedalare, e poi insomma non sanno accollire come te collini che abbassano anche so scadere, insomma, a pede. Cioè aggiunghiamo, visto che è stato in mezzo, aggiunghiamo pure un altro mezzo umano, una musannare che si muove tramite la forza umana, appunto, già brizzichetta organizzata dai bitine bike, ma da arrivare su la locandina e a Musabide, insomma. Ecco qua, quindi chi ha stappato la scarica, mi ha mandato il suo numero, ecco, quindi chi ha la sa perdita la tramite a BCTV e poi BCTV ponete in collegamento con chiesa scase la satta a zappata. Sa. Bene, andiamo già sul giornale, come vediamo Nuova Sardegna Unione Sarda, abbiamo una carrellata dessa nuova chi non si può interessare. Certo, so io chi seppero che sono Sannovara, ma chi ricorda interpretare su gusto, insomma, de Saida e poi la cosa che possono appunto riguardare la collettività tedeschiese. Cominciamo diretto, ubriachi al volante e allarme. Questore Polverino, aumento preoccupante, denunciate 271 persone, cioè io chiamo bombe in corpo, non bisogna devi guidare, che è un pericolo umano, eh? E poi non lamentiamo se non furono sa patente. I dati 616 incidenti, di cui 8 mortali, ritirate 311 patenti per guida in stato di ebbrezza. Cioè, ma mesi ritirare sa patente, questo è un bello problema. 8 morti, oltre 250 feriti e più di 1400 patenti ritirate in un anno. I numeri della sicurezza stradale nel Nuorese presentati durante la festa della pulizia raccontano una situazione preoccupante e per chi viene fermato alla guida in stato di ebbrezza costi salatissimi e conseguenze che si protraggono per mesi. A fare un quadro della situazione è stato il questore Alfonso Polverino, che ha sottolineato l'aumento del 50% per i ritiri di patente, in gran parte legati alla guida sotto l'effetto dell'alcol. Le strade provinciali, specie nei fine settimana e nei mesi estivi, sono sempre più teatro di incidenti, molti dei quali coinvolgono motociclisti e turisti. State attenti, Banco nominato il nuovo CDA, Farre confermato presidente, Gianfranco Vizzicheso, frate di Dino Farre, che dopo conoscete, che abbassa domo in Ertila,
vi state spesso in cui l'assemblea ordinaria del Banco Nepote del Don Delogu, assemblea ordinaria del Banco di Sardegna, ha approvato il bilancio dell'esercizio 2024 e la distribuzione di un dividendo di 75 milioni di euro, solo una parte dell'utile di esercizio, ponendo il resto a riserva. Deliberati per questo triennio i nuovi organi sociali. Gianfranco Farra è stato confermato presidente, Elvio Sonnino sarà il suo vice, eccetera, eccetera, e così via. Giovanni Chi sarà presidente, tanta cosa. Il banco, posseduto al 100% dal 2019 dalla Banca Popolare dell'Emilia, cioè lei ha vendita Bastianino Raggio e Cusoli, insomma, se lei ha vendita Filo Emiliano, insomma, se lei ha vendita Pronuda, cioè praticamente la Banca Popolare ha appetito un prestito su Banca Sardegna e che in questo prestito la Banca Popolare ha comprato sul Banco Sardegna, quindi è un prestito che poi uno debito che ha tacchini matessi, cioè non ha pagato uno bello tubo. Vabbè, e quindi e guys hanno venduto sul Banco Sardegna. Uno banchetto in nuda si è comprato un banco umano. Quotiamoci per il medico, siamo in posada. Pensionato propone il contributo delle famiglie, cioè visto che il dottore non quiere accettare la sede disagiata, che non vi rientrano manco che si scosto, sta a pagare affitto, pagare lucca, pagare abba, pagare riscaldamento e così via, non vi quiere andare, stanno questo pensionato nato. E poi non ascoltiamo, tutto assistito e gli diamo noi per qualche cosa, trovarsi senza un medico di fiducia alla veneranda età di 90 anni, quanto più si ha bisogno, quando più si ha bisogno di assistenza, ma anche il supporto e conforto morale. Medico di base è una parola grossa che ai miei tempi non si pronunciava. Dice lei che falegname Salvatore Sanna, originario di Torpè, ma residente a Posada. Sono privo dell'assistenza perché i medici non sono disponibili in quanto hanno raggiunto il numero massimo di assistiti. Chi è dentro, dice, chi invece è fuori è escluso dall'assistenza. Io mi trovo nel gruppo che sta fuori, prosegue. So che i medici di base non sono soddisfatti della situazione che si è venuta a creare e che per questo motivo in tanti scappano dall'Italia e vanno a prestare la loro opera all'estero. Credo che i medici debbano essere pagati a sufficienza e che lo Stato debba corrispondere una buona paga per il loro servizio, indispensabile per la comunità. Ai miei tempi esistevano dei servizi correnti come quelli del Fabbro, del Capraro, Salmanalite o del Barcaiolo, giusto per fare solo qualche esempio, che venivano retribuiti per le esigenze di tutti. Così si dovrebbe fare per il medico, cioè praticamente chi accompagna la scrappa manalite veniva pagato dai chi ebbe la fidaia a grappa. Se lo stipendio di un medico di base è basso rispetto a quanto sacrificio e impegno si richiede loro, si potrebbe integrare il reddito con un contributo volontario. Ecco, questa è la proposta, veramente una umiliazione per la regione sarda. Sanità parte dal San Francesco il modello Sean and Treat, chissà te balla che renare, però si usa de gai se and Treat, e te che renare. Si eviterà che i pazienti con non gravi intasino il pronto soccorso. Usiamo il traduttore, dato che no, che pensa che tutto canto esiste in inglese, li inquadriamo qui su cellulare, qui su traduttore su cellulare e dimo di te balla che narrare G7 traduttore. Ecco qua. Inglese. No, non mi dà che te lo tradurre. Ma e poi te lo dia deve tradurre. Inserisci il testo. Fotocamera.
Vedi e tratta che renare. Vedi e tratta. Bah. Allora, questo se and 3 attaccheranno vedi e tratta, si eviterà che pazienti non gravi intasino il pronto soccorso. Allora, parte dal San Francesco di Nuoro la nuova sperimentazione sanitaria della giunta regionale guidata da Alessandra Todi. L'ospedale cittadino sarà il primo in Sardegna ad attivare il modello organizzativo 6 and 3. Vedi e tratta, non ve lo traduco neanche tutto in inglese, quindi pensato per ridurre le liste d'attesa nel pronto soccorso attraverso la gestione da parte degli infermieri dei codici minori. Ecco qua. Secondo la delibera approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore della sanità Armando Bartolazzi, il progetto sarà circoscritto al San Francesco, dove nel 2023 su 28.910 accessi i codici minori bianco e verde sono stati 17.916, pari al 62% del totale. Di questo 62% sulla base del motivo di accesso in pronto soccorso sono stati individuati 3.325 pazienti, circa il 16%, che avrebbero potuto beneficiare del percorso SED and TRIAT, che con un notevole abbattimento dei tempi di attesa e di lavoro. Magari non lo traduco in italiano, vedi e tratta, cioè praticamente su infermieri una via chi te potete essere su male o su danno che te lo possa trattare direttamente su, su personale medico o infermieristico, insomma, ecco. Situazioni che possono essere gestite direttamente dagli infermieri in autonomia, sostenute da specifici protocolli sanitari aziendali e di adeguata formazione, in grado di valutare perciò e di trattare, eccolo qua, e di mettere il paziente previa condivisione con il medico. Questa modalità assistenziale non potrà essere adottata nell'approccio a sintomatologie che necessitano di approfondimenti specialistici come dolori addominali, sintomi neurologici, problematiche cardiocircolatorie e cardiovascolari e respiratorie. Va bene, va bene, va bene. Ma noi dobbiamo essere contenti, lo paziente deve affidare a solo infermieri e via. Semilibertà per Alberto Stasi, questo va bene, un vinto nuda che è scapitato in occhio, spero di non incontrarlo mai più, questa è sua mamma, delitto di Garlasco, la madre dichiara appoggi sulla decisione del tribunale, misera, chi è morito come si narra. C'è anche una Sardegna giurassica, il dinosauro Bibi, riscrive la storia. Bibi l'hanno chiamato un nome stupido, totale che intanto il nome che poteva andare esardo, l'hanno chiamato Bibi. I ricercatori, come potete essere Bibi, potete essere in qualunque locco, potete essere un dinosauro australiano, tedesco, inglese, Bibi, e che chiamare Bibi, I ricercatori, le impronte ritrovate a Baunei, grande opportunità per l'isola. Allora, dopo che l'hanno offeso, Camanello Bibi di Molleite si tratta. Una scoperta destinata a lasciare un segno nella storia della Sardegna. Per la prima volta sull'isola sono state rinvenute impronte fossili di dinosauri. Le tracce, risalenti a circa 165 milioni di anni fa, sono affiorate tra le rocce di Baunei in Ogliastra e appartengono ad un piccolo dinosauro erbivoro ribattezzato affettuosamente Bibi. L'annuncio ufficiale, lo potevano chiamare Tennisco, Pissoché, Pissò, Tennisco, e te lo potevano chiamare anche. È stato ieri mattina a Sassari durante una conferenza stampa ospitata nella sede dell'associazione Regina Margherita. Va bene, va bene. Risalgono le tracce a 165 milioni di anni fa, sono affiorate tra le rocce in Ogliastra, in pratica no, che non ve la sa che in video, però il giornale mi pare che bisogna la Giurmina
Nuovo scontro sulle rinnovabili. La Regione impugna 3 decreti. Per la Giunta il Ministero non ha tenuto conto della legge sulle aree idonee. Questa impugnazione vi la approvamo da togliere. A poche ore dallo scontro col Ministero della Sanità sulla legge di riforma si apre un nuovo fronte tra Regione e Stato. Questa volta è la Giunta a sollevare davanti alla Corte Costituzionale il conflitto di attribuzione con lo Stato per 3 decreti autorizzativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica su altrettanti impianti agrivoltaici dell'Oristanese. Si tratta dell'impianto agrivoltaico Fattoria Solare, Paco bene, e la 1 a Solarussa e Zediani, il cui decreto è stato impugnato anche a Tara nei giorni scorsi di un impianto destinato a Solarussa e Sterfaliu e di uno analogo tra Sia Maggiore e Tramazza, Solarussa e Zediani. Secondo la Regione, il Ministero avrebbe escluso a prioristicamente l'applicazione della legge di moratoria votata dal Consiglio regionale e regolarmente in vigore nonostante l'impugnazione del governo alla consulta, perché lo stesso Ministero avrebbe ritenuto illegittima qualsiasi disposizione normativa di rango regionale. L'accusa al MAS, il suo Ministero, come da nota della Regione, è frontale. Il Ministero non avrebbe tenuto conto della legge regionale e dello statuto, escludendone a priori l'applicazione. La Regione richiede inoltre che le sia riconosciuta la facoltà di regolare la definizione delle aree idonee alla produzione e all'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile. Altrettanto netta la Presidente Todde, che in una successiva nota dichiara che il ministro ha agito in spregio alle prerogative della nostra autonomia, disconoscendo una norma legittima e vigente, e lo ha fatto con il silenzio complice di chi anche qui ha finto per mesi di difendere l'ambiente, mentre oggi tace di fronte ad un atto gravissimo. È vero, tutti si sono posti a difendere la legge Fatobello, il centrodestra, e poi però hanno sul ministero si innaffuti di una legge regionale non pirchiano nemmanco, cioè non ne sa fottuto. Un tubo, questa è la conclusione. Messina è stato scarcerato, vuole solo tornare a casa, pare che Messina siete appunto a morire, io credo una malattia grave. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano accoglie l'istanza delle avvocate. Ora è nell'oncologia dell'ospedale San Paolo. Le condizioni sono gravi, praticamente è stato agli arresti domiciliari, ma non è in grado di girare a domo sua, insomma, ed è in ospedale di Milano. Graziano Messina non si trova più nella sezione di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano. Da ieri è stato trasferito al 4° piano, quello di oncologia della stessa struttura. L'ex bandito ci arriva da uomo libero, dopo la decisione del Tribunale del riesame di Milano, che ha accolto la richiesta di differimento pena per via delle sue condizioni di salute. Quindi appena differita, no? I giudici hanno accolto l'istanza presentata ed è l'ottava volta dalle sue avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier. La sua volontà era quella di non morire in carcere. Ora bisogna capire se è nelle condizioni di essere trasferito a Orgoglio, dove ha sempre voluto fare rientro, dice l'avvocata Beatrice Goddi. Un successo di cui però Messina sembra non essere quasi consapevole. La sua situazione sanitaria è precipitata nelle ultime ore. Se fino a 2 settimane fa era reattivo, ieri è apparso quasi sedato. Siamo andate a trovarlo ieri e sembra quasi addormentato, poco reattivo. Gli abbiamo fatto gli auguri per i suoi 83 anni compiuti il 4 aprile e quasi non ci ha
risposto. E spiega l'avvocata, quindi non è proprio in buone condizioni. Sport. Passano ancora per Milano i sogni rossoblu. Dopo la Coppa Italia della primavera, il Cagliari cerca punti salvezza con l'Inter. Non a essere facile, ma si è provata. L'Inter è prima in classifica e insomma, quindi si squadra poi forte. Vabbè, insomma, a nessuno pareggia, anche Lugirare. Messina scarcerato è ai domiciliari in ospedale a Milano. La vita pericolosa di un uomo in fuga, in cella per la prima volta a 16 anni, per un fucile, poi arresti ed evasioni. Andiamo da innanzi l'isola di Bibi, dinosauro sardo, l'abbiamo già visto, no? Che però bisogna pure la surmina di questo dinosauro, ecco qua. Questo deve essere la surmina adesso dinosauro, ma, de Bibi, ma chissà se li schia che si chiama Bibi. Va bene. Andiamo da innanzi pugatula anche no? Caneddu, di questo totupilo. Pecorino Romano sbarca in Canada, puntiamo sulla DOP, quindi venire manco il mercato americano, si tenta in Canada. Affidato all'agenzia Grapo il programma di promozione finanziato dall'UE. Allora, il Pecorino Romano sbarca in Canada. È stata affidata a Grappo SRL il nuovo programma europeo di promozione del formaggio DOP sul mercato canadese, progetto finanziato dall'UE che attende l'approvazione della Commissione europea. Il programma nasce con l'obiettivo di rafforzare la presenza e l'immagine del Pecorino Romano DOP in Canada, promuovendone la qualità, la tradizione e i valori legati al sistema della denominazione di origine europea. Una sfida importante per il consorzio guidato dal presidente Gianni Maordi, che si inserisce nella strategia dell'Unione Europea per sostenere la competitività e la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari di eccellenza nei mercati extra UE. Bene, siamo di accordo. Mendolas, i corsi, abbiamo dato questa formazione per gli agricoltori, Mendolas. Allora prosegue il calendario degli incontri organizzati dalla Ore e Agris nell'ambito del progetto Mendolas, dedicato alla valorizzazione delle varietà di mandorle autoctone sarde. Autoproduzione di energia, di questo pronomo è dato, domande entro il 17 giugno. Le imprese possono presentare domanda per le agevolazioni ai programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia ricavata da impianti solari fotovoltaici e mini eolici per l'autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo stoccaggio dell'energia dietro il contatore per l'autoconsumo differito, e cioè praticamente caricare la batteria e poi si la consumare in azienda questa energia. Andiamo da innantesi e arriviamo alla politica italiana, il monito del presidente Amoroso, attacchi inaccettabili alle toghe. Corte Costituzionale, la pronuncia sul terzo mandato vale per tutti, cioè praticamente posso Presidente della Regione non è previsto terzo mandato. Cinesi combattono in Ucraina. La denuncia di Zelensky, arruolati dai russi, Pechino lo sa e Pechino ha nato chiesto un responsabile Zelensky. Commenta che Zelensky deve passare sul cinese, chi sono in Cina e no accusano chi sono combattendo contro isse, chissà noi stiamo responsabili. Diverse centinaia di cittadini cinesi stanno combattendo per la Russia, che si è armata rosa in Ucraina. Lo ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pochi giorni dopo aver accusato Mosca di aver trascinato Pechino in guerra. Al momento sappiamo che almeno diverse centinaia di cittadini cinesi stanno combattendo con le forze di occupazione russe, eppure si lo lascia andare da Putin una popolazione che via
polmanna, ma non dico forse bene che via, polmanna dell'Ucraina, manco gai bilacche, che hanno bisogno del coreano e del cinese di mandare a masello, però operazioni speciali sua, eccetera, eccetera, insomma, e quanto pare che Xi Jinping l'ha piccata male, non è scontento di questa cosa. Xi Jinping. Bene, atterriamo, mi pare che no, che va poco odiato una cosa, ecco, adesso scombessiasa, e scade su 27, a chi ti dimanda chiesi che avete, insomma, assegnata la combessia. Allora, lo pranzo pare che siete zonneke, e poi la esta principale su Decche 8. Su ne si gai mananate, insomma, io come ti mananato un po' sonnante, no? In questa data non so, meta, esperto. È arrivato quindi il suo numero di telefono, vecchiata sappato da scraere, su mazzo di scraere, che era già perdita, crameta, BCTV, e io gli do il suo numero di telefono, di chi è, la salta, sapata. Bene, tancamos il riteno de hoy e nos damos appuntamento torna a casa. Tancamos questa sigla, hoy è durata 37 minuti, visto che questo minchia che consumare sul tempo in abbonamento. E dico, tocca di buscare altro gestore oppure aggiungere in area abbonamento. Allora, mentre vedere buona tutto dai BC TV e mentre la casa tutto canto